Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Cronache Venete. Iniziamo subito con la prima esposizione della nota pittrice sandonatese Elena Murer. Vediamo. Da vicino, è questo il titolo della nuova mostra di Elena Murer, inaugurata a San Donà di Piave il 6 gennaio presso i locali del Consorzio di Bonifica in Piazza Indipendenza. Nata a San Donà e ora residente a Pisa, l'artista si è trasferita negli anni 70 a Bruxelles, specializzandosi in grafica e design. In questo contesto ha avuto modo di frequentare studi artistici di fama internazionale, apprendendo la tecnica della pittura con pastelli a olio. Nella mostra Elena Murer rappresenta la sua arte con un campione di 25 opere su tela e su carta di varie dimensioni. Ha esposto per la prima volta a San Donà di Piave nel 2001 presso il Centro Culturale Leonardo da Vinci, per poi recarsi in Croazia, a Carrara, a Venezia e infine alla Biennale Internazionale dell'Arte Contemporanea di Firenze, oltre alle tante altre tappe italiane delle sue mostre. Le sue opere sono connotate da uno stile soffuso e delicato che conferisce ai paesaggi un'entità onirica, in cui realtà e illusione sono diligentemente miscelate. I quadri aprono scorci su un pianeta definito da un abile gioco di luci, a descriverne i mutamenti del suo stato primordiale. Queste le caratteristiche di un artista che è un vanto per il sandonatese, ben espresse nella mostra curata da Gianni Boato, che sarà aperta fino al 20 gennaio.